Adesso i fenomeni. I fenomeni che mettono davvero di fronte alle prime certezze sono quelli che in genere compaiono qualche settimana dopo essere stati colpiti. Il primo fenomeno preoccupante è la manifestazione di chiaroveggenza. All'improvviso e inspiegabilmente capita di pensare in anticipo cose che effettivamente poi si verificano. In genere batte forte il cuore, si ha un'improvvisa sensazione di ansia e si pensa, ad esempio, oggi incontrerò il tal dei tali e puntualmente in giornata avviene l'incontro. Oppure si pensa che una cosa potrebbe andare malissimo e questa forte sensazione poi diventa realtà. Nei casi di legature per amore sono comuni alcuni fenomeni particolari, come per incanto rispuntano dal passato vecchi amori, magari dopo anni che non si facevano vivi e sembra rinascere inaspettatamente la passione, per poi svanire nel giro di pochi giorni o settimane. E in questi casi si osservano anche allontanamenti da persone che, all'improvviso, sembrano non essere più interessati a noi, anzi, abbiamo la netta sensazione che ci evitino. Nel caso, invece, dei malefici di separazione, al nostro partner capiterà quasi di sicuro di incontrare qualche sua ex, oppure incontrerà gente che sarà affascinata da lui, mentre fino a poco tempo prima lo aveva ignorato. Può capitare che alcuni oggetti in casa improvvisamente si rompano o smettano di funzionare e, quando li si porta a riparare, risultano perfettamente funzionanti. Ovviamente molto dipende dalla natura del maleficio e dalla sua potenza. In molti casi gravi si percepiscono anche rumori e scricchiolii. Si vedono di sfuggita piccole ombre che sembrano passarci davanti velocemente. Si verificano sparizioni di oggetti che si ritrovano dopo giorni e spesso in posizioni diverse rispetto a dove li avevamo lasciati. Un altro fenomeno spesso rilevato è quello secondo cui ci si scopre potenti, nel senso che se ci si arrabbia in cuor proprio con qualcuno, presto quella persona ne avrà una conseguenza dannosa. Vedete che punto può arrivare il maligno? Capito? La cattiveria di una persona può fare del male, ricordatevelo, attacca, se uno non prega attacca, perché la cattiveria usa il demonio, ricordate, se uno è cattivo il demonio va là con lui e fa danni, capito? Vi ricordo un caso di una donna che aveva dei doni particolari, era venuta nel mio studio anni fa, la stavo segnando e mi dice, io sono dei particolari eccetera eccetera, però questi doni io avevo visto che gli aveva dato il demonio, no? Ma non gli ho detto subito, gli dico, spiegami, fuori c'è un signore che ha un tumore alla prostata, qua là, io guardo fuori, ed era vero, pensate il demonio quanto è astuto, fa vedere tutto, la segno e questa sviene, cade a terra svenuta, dico, vedi, questi doni non arrivano dal Signore, arrivano dal demonio, capito? Poverina, è stata di un male che non vi dico quanto è stata male, ha voluto guarire, dopo un po' di mesi ne è uscita fuori e il Signore gli ha lasciato qualcosa, capito? Invece ci sono alcuni che stanno male, appena vedono che stanno male se ne vanno perché non vogliono guarire e fanno del male poi, continuano a fare del male, perché è difficile farli uscire, quelli che sono cattivi, è molto dura, capito? Ecco, stavo dicendo dopo, quando uno vede delle ombre in casa, ecco, la prima cosa da fare è la benedizione della casa. Purtroppo al giorno d'oggi i sacerdoti non vanno quasi più a benedire la casa, va bene? Bisogna chiamare un sacerdote che ci crede e farlo passare con l'acqua benedetta, va bene? Fa girare tutte le stanze e vediamo se le ombre vanno via oppure rimangono, perché può darsi che sia stata maleficiata anche la casa, ci sia sotterrato qualcosa in casa e noi non lo sappiamo, capito? Tante volte io ho provato ad andare nelle case a smontare delle mattonelle e c'erano sotto le fatture, capito?
Perciò stiamo molto attenti, ok? Ma fratture quelle pesanti, sotto il pavimento di casa, pensate un po' voi. Perciò stiamo molto attenti, soprattutto quando si costruiscono le case, se avete qualche problema con qualcuno, soprattutto con qualche parente. State attenti, buttate sempre acqua benedetta, sotto le fondamenta mettete le medagliette miracolose della Madonna, San Luigi Orione lo diceva, e tanti altri santi. Almeno rimane un po' più protetta la casa, va bene? Allora, quando si vedono le ombre, la prima cosa da fare è far benedire la casa, e poi vediamo se è la casa oppure sono io che ho qualcosa addosso, va bene? Perché finché non vado a benedire la casa non posso saperlo. Trovate un sacerdote che venga a benedire con l'acqua benedetta, perché senza acqua non è bello, non è giusto. Se c'è qualcosa di negativo, senza acqua è difficile che se ne va, perché il demonio dà fastidio all'acqua benedetta, va bene? Campanelli d'allarme, come avete visto, sono tanti, mi raccomando, ok? E poi il posseduto, quello vessato, diciamo così, perché posseduti veri e propri sono pochi, ma i vessati sono a centinaia. I vessati chi sono? Quelli colpiti dal demonio, sempre il demonio che agisce. Ci sono quelli, il demonio sono i posseduti, non è vero, i vessati sono fatture malefici che colpiscono le persone. La Chiesa li chiama vessati, ma sono posseduti anche loro, perché è il demonio che agisce in loro, capito? Non sono posseduti al 100%, una possessione parziale, chiamiamola così, va bene? Ma fa del male, e le persone stanno male magari per anni, e sono i peggiori vessati, perché ti è andato da mangiare qualcosa, bevuto qualcosa, e sta male, perché il demonio è cresciuto dentro, e una volta che è cresciuto dentro ha fatto le radici, e se ha fatto le radici, ora che si estirpano, è dura, si fa la sua tana, ok? Tiri via la prima, dipende quante tane si fa, quanti parafulmini si fa, diciamo così, tiri via un fulmine, tiri via 2 fulmini, tiri via 3 fulmini, finché arrivi alla radice. Capito perché tante volte non si liberano tante le persone? Perché bisogna vedere l'involucro che c'è dentro in una persona, cosa ha fatto quella bestia, come si è coperto, va bene? E andare a rompere l'involucro non è facile. Alcune volte occorrono anni di benedizioni, mesi o anni. Ringraziamo il Signore e la Madonna, la Vergine Santissima, perché in questa associazione ha fatto tante liberazioni in tutti questi anni. Noi non ringraziamo abbastanza, ma dobbiamo ringraziare sempre di più, perché ci ha fatto veramente tante liberazioni straordinarie, cose inspiegabili. Va bene? Mi ricordo una volta una signora davanti ai medici, che non ci credevano i medici, vomitava ciocche di capelli, ok? Così, e i medici non ci credevano, capito? Ciocche di capelli, andiamo per bruciare questi capelli, 1 litro di alcol e non bruciavano i capelli. Pensate un po' se i capelli non bruciano, basta così i capelli prendono fuoco. 1 litro di alcol, addirittura gli abbiamo messo legni, giornali, eccetera, non bruciavano. Tagliati col bisturi non si tagliavano, vedete un po' voi che capelli erano diventati, d'acciaio, capito? Pensate un po' voi, c'era il medico che era allibito, capito? Un chirurgo dell'ospedale, non posso dire nomi perché siamo in diretta, evitiamo di dire nomi, capito? È rimasto scioccato e da allora ho cominciato a credere e mi ha seguito per parecchi anni. Va bene? Mi fermo qui e facciamo cosa non fare assolutamente. Se si scopre di rientrare nelle descrizioni riportate, si eviti assolutamente di rivolgersi ad altri operatori dell'occulto, quali maghi, fattucchieri, strani guaritori dell'occulto, eccetera, perché, si badi bene, non si può spegnere un incendio usando altra benzina. Infatti, andando da questi individui, la situazione già grave peggiora inevitabilmente. Ecco, questo cosa ci dice? Che se io vado da un mago, da un cartomante, mago che dicevo prima, non si può guarire, lo può solo moltiplicare il male che ho addosso. Se ho addosso un male al 20%, se vado dal mago diventa il 100%, si moltiplica, capito? Perché loro non possono tirare via le fatture, non possono tirare via i malefici, anche perché le ha fatte il demonio contro se stesso non va. Che cosa succede? Uno pensa ad andare dal mago, il primo mese sta bene, è vero che sta bene, il primo mese, perché il demonio addormenta quell'altro demonio finché dopo non si sveglia, capito? Dopo un mese si sveglia e quello sono 2 demoni, te ne mettono altri, capito come fanno? Mettono sempre demoni in più,
anziché uno dopo ne ho 100, 1000, 2000, dipende da chi vado a finire, capito? Però nei posti sbagliati il male si moltiplica, si centuplica, ricordatelo, perché fanno del male. Magia bianca, nera, rossa, verde, gialla, blu, è tutta roba di magia. Ci sono alcuni che venivano a me ai primi tempi e dicevano: io vado dalla maga che fa magia bianca per parte della Chiesa. Non è assolutamente vero, è una bugiarda, perché la magia bianca fa parte della nera. La Chiesa non fa parte di nessuna magia, non che perché la magia bianca fa parte della Chiesa, assolutamente non è vero, serve solo per ingannare, ricordatelo. Ma qua là c'era il Padre Pio, c'era la Madonnina, che cosa deve mettere? Il demonio, così non ci vai più, chi deve fregare? Se mette il demonio non ci va più nessuno, perciò state molto attenti, anche se c'hanno il Padre Pio e la Madonnina esposti, perché se mettono il demonio capisci che quello non va bene e non ci vai più, e devono fregare la gente con queste cose, capito? Padre Pio, la statua del Padre Pio, la Madonnina, eccetera, eccetera. Perciò stiamo molto attenti. È difficile che un mago avrà la statua di San Michele, perché il demonio è sotto, schiacciato ai piedi di San Michele, ed è difficile che tenga la statua di San Michele. Oppure la Madonna, quando schiaccia la testa serpente, non avrà mai quella Madonna lì, avrà altre Madonne, capito? Perché il demonio non vuole essere sottomesso, capito? E allora non prenderanno mai quelle cose. Perciò stiamo molto attenti dove si va a finire. Va bene?